Rieccoci insieme. Allora vi presento subito il nostro interlocutore, il nostro ospite con noi collegato. Ben ritrovato Massimo Cestaro della segreteria regionale dello SPCGIL del Veneto. Grazie di essere con noi. Grazie, buona giornata anche a voi. Allora, tema ai noi arduo, però bisogna in qualche modo digerirlo, comprenderlo bene, non è così facile per non addetti ai lavori. Parliamo di inflazione da un lato, rivalutazione di quelle pensioni che l'hanno avuta, come in che termini, e anche il punto di vista sindacale e le azioni che possono essere intraprese, se poi pensate che potranno sortire un effetto. Allora, innanzitutto un'inflazione crescente che abbatte il potere d'acquisto delle pensioni, questo è un dato di fatto. La rivalutazione 2023 com'è? Come sarà? Come la vedranno i pensionati? Allora, la rivalutazione 2023 l'abbiamo, diciamo, incamerata, nel senso che l'aumento c'è stato per le pensioni fino a 4 volte il minimo, cioè fino a 2.100 euro lordi, e c'è stato appunto l'incremento del 7,3%. Con un sistema che abbiamo fortemente criticato, perché per le pensioni superiori a quella cifra l'incremento è ridotto, e stiamo parlando di pensioni non ricchissime, stiamo parlando di quelle pensioni che riguardano mediamente i lavoratori che hanno svolto attività professionali di media rilevanza, penso insegnanti, operai specializzati, insomma impiegati. Quindi stiamo parlando di non le pensioni dei nababbi, stiamo parlando delle pensioni normali. Queste pensioni cosiddette normali non hanno avuto la piena rivalutazione del 7,3%, ma hanno avuto mediamente una rivalutazione della metà, e quindi attorno al 3,5-4%. A fronte di che cosa? A fronte di una inflazione che, come diciamo, è abbastanza evidente, insomma, basta guardare i semplici dati Istat, ma insomma, al di là dei dati Istat basta semplicemente andare a fare la spesa e si vede che l'inflazione, il carrello della spesa cosiddetto, ha un'inflazione che oscilla tra l'11 e il 12%. Quindi già chi ha avuto la rivalutazione piena, e cioè le pensioni fino a 2.100 euro lorde, che hanno avuto appunto la rivalutazione integrale, cioè il 7,3%, neppure queste riescono a coprire il dato dell'inflazione. Figuriamoci le pensioni che sono appena un po' più alte, che non hanno avuto la rivalutazione integrale e che tuttavia anch'esse si trovano, quei pensionati, quelle pensionati, a dover fare la spesa come tutti ed avere un aumento del costo, appunto diciamo, il costo della vita, che oscilla tra l'11 e il 12%. Questo è un punto che la dice lunga sul fatto che la manovra che ha fatto il governo, lo ripetiamo, in controtendenza rispetto a quello che aveva fatto il governo Draghi, che invece aveva previsto una rivalutazione, diciamo, più estesa anche per le pensioni, non solo per le pensioni basse, ma anche per le pensioni medie, e che invece appunto nottetempo il governo Meloni ha modificato radicalmente la norma che prevede appunto la rivalutazione. E questa è una cosa preoccupante, perché il dato inflattivo non sembra diminuire, diminuiscono o parrebbero diminuire sensibilmente i costi energetici, ma anche lì provando da vedere, ma l'effetto sulla spesa degli italiani effettivamente è pesantissima, e lo sarà purtroppo. Naturalmente in questo i governi non c'entrano niente, ma il disastro che si è abbattuto sull'Emilia Romagna porterà anch'esso un incremento di costi per quanto riguarda frutta e verdura. Naturalmente, ripeto, non c'è ovviamente
responsabilità di nessun governo, salvo una discussione insomma, sui governi che si sono succeduti nel corso degli anni, di non affrontare seriamente la manutenzione del territorio, ma diciamo questa è un'altra questione. Ma ripeto, quella catastrofe peserà ulteriormente sul potere d'acquisto delle pensioni. Certo. Poi c'è quell'altro dato esatto. Che riguarda le cosiddette pensioni minime. Allora, una delle cose che il governo ha detto più volte che avrebbe portato le pensioni minime a 600 euro. Ora, intanto è da precisare che nella norma questi 600 euro riguarderebbe un aumento del 6,4% per le pensioni minime relative ai pensionati over 75. Qui non sono tutte quante le pensioni minime, sono le pensioni minime degli over 75, perché per i pensionati di età inferiore ai 75 anni l'incremento aggiuntivo oltre la perequazione sarebbe del solo 1,5. E quindi questa, diciamo, questo annunciato aumento delle pensioni minime fino a 600 euro in realtà riguarderebbe solamente i pensionati al minimo con età superiore ai 75 anni. Il punto è che questo aumento ancora non si è visto, cioè nel senso doveva essere anch'esso erogato tra gennaio e febbraio, siamo a fine maggio, non si è visto niente e probabilmente l'aumento arriverà a luglio, probabilmente. Questo per effetto di una norma scritta male. Lo dicevo prima, insomma, il governo Draghi aveva previsto un impianto un po' più articolato, un po' più preciso per quanto riguarda gli aumenti. Quando fai i cambiamenti delle norme su materie così delicate come i trattamenti pensionistici, dovresti essere più accorto, così non è stato, e quindi si è creato un grosso problema interpretativo tra il governo, il Ministero del Lavoro e l'INPS. Fatto sta che attualmente quegli incrementi, quello dell'1,5 e del 6,4 per i pensioni e per i pensionati fino a 75 anni e oltre 75 anni ancora non si è visto. Ripeto, speriamo che lo si possa vedere a luglio, ovviamente confidando anche sul fatto che ci siano gli arretrati. Ecco, dico questo per dire che cosa? Che il tema pensionistico è complicatissimo, cioè noi non abbiamo la possibilità di contrattare con il governo i trattamenti pensionistici. Il governo fa una norma, fa un decreto, fa una legge, quello è il trattamento che ti arriva. E siamo preoccupati per il prossimo anno, perché l'inflazione tende a ridursi un po', ma non tantissimo, e quindi bisogna capire cosa succede nel 2024. Ricordo che il governo Draghi aveva anticipato a fine anno gli aumenti che poi sarebbero scattati all'inizio dell'anno successivo. Ecco, io non so se a fronte di questo dato inflattivo così pesante questo governo vorrà provvedere in maniera analoga. Non lo sappiamo e quindi aspetteremo e vedremo di capire che succederà. È come se da un lato, dopo chiedo a voi confermo o meno, perché poi vabbè, bisognerebbe avere forse qualcun altro che ne sa di più, comunque si diceva che l'Europa non avrebbe accettato da noi adeguamenti delle pensioni, innalzamenti delle pensioni, perché appunto non si era opposta a qualsiasi tipo di ritocco in alto delle pensioni. Dall'altro però noi abbiamo in Europa invece, non per le pensioni, però invece per le buste paga degli aumenti che sono stati anche rilevanti, abbiamo visto in Germania, in Francia, eccetera. E da noi l'inflazione è effettivamente galoppante, ma molto più del 8-10% di cui appunto lei citava, perché poi se uno va a vedere i prezzi al supermercato, alcuni prodotti
sono quasi raddoppiati, c'erano delle cifre veramente Certo. impressionanti. Non può essere fatta un'azione da parte del sindacato nei confronti del governo per controllare le filiere? Giustamente le diceva, i prezzi potrebbero aumentare di frutta e verdura. Vabbè, aumenteranno i prezzi dei prodotti che vengono da queste zone colpite, del made in Italy, perché comunque ci sarà, ma i prezzi della frutta che viene dall'estero perché dovrebbe aumentare? Quindi dopo si innescano sempre meccanismi di speculazione nel nostro paese che fanno male alla salute di tutti, perché soprattutto dalle tasche dei più fragili, dei più deboli che non possono permetterselo. Quindi è compito magari delle associazioni di consumatori che devono occuparsi di questo, di segnalare al governo in modo da monitorare per far sì che poi le persone più fragili, che sono i pensionati che vivono con la minima, i lavoratori precari che arrancano magari con figli, possano permettersi di vivere. Visto che non si può comunque aumentare, quello è il tetto della pensione, quello è fissato e magari l'Europa sembra che appunto non sia così felice di vedere che noi aumentiamo le pensioni, no? No, guarda, allora, rispetto all'aumento delle pensioni, anche qua, insomma, bisogna stare attenti, nel senso che in Italia c'è la stragrande maggioranza delle pensioni che sono delle pensioni medie, insomma, e quindi con delle pensioni nette di 1000 euro, 1100 euro, insomma, 6, 700, 1000, 1100 euro. Questa è la platea dei pensionati. E poi ci sono le punte. Sappiamo che ci sono pensioni da 5, 6, 10 mila euro al mese, ma sono dei numeri veramente molto, molto, molto piccoli. Anche su questo abbiamo detto più volte, forse non è il caso che la piena rivalutazione riguardi anche le pensioni così importanti. Abbiamo detto, proviamo a capire quali sono, diciamo, i meccanismi di solidarietà che si possono mettere in campo sul sistema previdenziale. Io ricordo che avendo noi ormai il sistema contributivo, cioè una pensione costruita esattamente sui contributi effettivamente versati durante tutta la vita lavorativa, noi abbiamo già da parecchi anni lavoratori giovani e oggi non più tanto giovani che hanno carriere di lavoro discontinue, e cioè periodi di lavoro accompagnati da periodi di non lavoro. È bene che si sappia che la pensione, stando alle norme attuali, viene calcolata esclusivamente sui periodi effettivamente lavorati. Allora, abbiamo chiesto da tempo come sindacato quella che, insomma, chiamiamo una pensione di garanzia, cioè un meccanismo che possa attenuare l'effetto negativo della discontinuità lavorativa rispetto ai trattamenti pensionistici, e fare in questo anche, diciamo, avviare un processo, un meccanismo di solidarietà tra le pensioni molto alte a tutela, diciamo, delle eh, fette di popolazione lavorativa che appunto hanno avuto e continuano ad avere discontinuità lavorativa. Ma l'altro elemento, diciamo, dove è possibile, per non dire sarebbe obbligatorio avviare un percorso di solidarietà, riguarda per esempio la condizione femminile. Le donne hanno mediamente una pensione molto più bassa rispetto a quella degli uomini, per la semplice ragione che la discontinuità lavorativa delle donne dipende dal fatto che le donne purtroppo sono quelle dedicate ai tempi di cura, quindi i figli, e quindi magari i genitori anziani, eccetera, e questo implica una discontinuità lavorativa. Allora, perché altrimenti non si spiega, insomma, basta guardare i dati, anche quelli che abbiamo registrato qua in Veneto, le pensioni delle donne sono mediamente un po' più del 50% rispetto alle pensioni dei maschi. E questo la dice lunga, insomma, no? I tempi di cura non sono considerati ai fini Pensionistici. previdenziali. Lo dico per dire che quando noi pensiamo a sistemi solidaristici,
li pensiamo tenendo conto appunto delle fasce più deboli, perché essere solidali fra uguali è anche abbastanza semplice, insomma, ecco, invece essere solidali con le fasce più deboli è un pochino più complicato. E da questo punto di vista occorrerebbe un governo attento e capace di fare delle proposte che vadano in questa direzione. Per venire al tema che lei citava, questo dell'inflazione. L'inflazione è una brutta bestia, perché gli adeguamenti sia delle pensioni che dei contratti di lavoro a indici di inflazione così alti sono essi stessi, diciamo, elementi che determinano a loro volta l'aumento dell'inflazione. Cioè si rischia una spirale che non finisce mai, cioè cresce l'inflazione, a fronte della crescita dell'inflazione crescono i salari, crescono le pensioni, magari teoricamente in misura direttamente proporzionale, e questo determinerebbe una ulteriore crescita dell'inflazione. Allora bisogna stare attenti quando si toccano materie di questo genere. Il compito di un governo sarebbe appunto quello di raffreddare l'inflazione. È chiaro che noi chiediamo che retribuzioni e pensioni siano tutelate dall'inflazione, ma la vera tutela contro l'inflazione lo fa l'abbattimento dei tassi inflattivi. Beh, certo. E quindi occorrerebbe, diciamo, un governo delle filiere produttive che produca degli effetti diciamo, di contenimento fortissimo di fenomeni speculativi. Noi l'abbiamo visto con i costi energetici. Sì. A un certo punto i costi di acqua, di luce e gas sono esplosi, ed evidentemente lì ci sono stati fortissimi processi speculativi che poi, diciamo, hanno avuto una forte ricaduta anche sui generi alimentari, sul carrello della spesa. Perché poi succede che quando un bene di consumo aumenta per effetto dell'inflazione, non è che poi quando l'inflazione cala, quel prezzo cala, ecco, resta lì, insomma. Quindi la necessità di governare i processi produttivi, le filiere, le importazioni, in modo tale da contenere l'inflazione, è il compito principale di un governo, perché, lo ripeto, altrimenti si avvia una spirale che non finisce mai. Cioè, è bene ricordare che intorno alla metà degli anni 70, quando avevamo ancora l'indennità di contingenza, che scattava proprio in rapporto al dato inflattivo, e lì si era determinata una spirale complicatissima. Io ricordo che eravamo arrivati a una inflazione a due cifre, di cui la prima era 2, quindi eravamo attorno al 20% di inflazione. Perché appunto quando c'è la rincorsa di salari e di pensioni, la rincorsa all'inflazione, è una rincorsa che diventa una spirale che non si ferma più. Il pericolo è quello lì. Il pericolo è poi avere pensioni e retribuzioni che non valgono più niente. Infatti, abbiamo esempi di paesi del mondo con inflazioni che sono al 50, 60, 70%, dove le retribuzioni sono carta straccia. E naturalmente noi non possiamo arrivare lì. Assolutamente. Ora, noi siamo ben lontani da arrivare a quelle situazioni, ma bisogna starci attenti, perché con inflazione, come dicevo prima, che è mediamente attorno all'8-8,5%, ma che sul carrello della spesa vale tra l'11 e il 12%, certo, siamo già in una zona a rischio. Certo. Quindi bisogna starci molto attenti. E ripeto, la risposta non è rincorrere diciamo, l'inflazione aumentando pensioni e retribuzioni. Certo che lo dobbiamo fare, ma controllare la filiera produttiva, sì. Ma non è quella lì la ricetta. Chiaro. La ricetta è abbattere l'inflazione. Quindi voi in conclusione che cosa chiedete? Vediamo l'ultima slide anche. Intanto proviamo a vedere appunto se, come dicevo prima, provare a capire se il governo apre un confronto con le organizzazioni sindacali sul tema previdenziale, riuscire a capire quali sono quegli elementi di solidarietà che devono essere messi in campo. Lo dicevo prima, carriere di lavoro
discontinue, il lavoro delle donne sono due temi sui quali bisogna provare a fare degli interventi. C'è l'altro tema sulla non autosufficienza, rispetto al quale c'è la norma di legge, aspettiamo i decreti attuativi che però devono essere finanziati, se no quella norma resta appesa, resta vuota. Voi chiedereste anche l'anticipo del conguaglio, vero? Prego? Un anticipo del conguaglio è previsto da gennaio 2024, chiedete un anticipo? E appunto la cosa che dicevo prima, il governo Draghi fece un'operazione proprio a fronte di una inflazione abbastanza pesante, fine 2022, inizio 2023, anticipò al 2022 l'incremento che poi sarebbe scattato nel 2023. Vediamo se questo governo avrà l'attenzione per fare un'operazione analoga, fermo restando, come dicevo prima, che la ricetta vera è poi quella di provare a governare e a ridurre il dato inflattivo. Ultima questione: allargare la platea dei beneficiari della 14ª mensilità e aumentarne gli importi. Questo da tempo lo chiedete, poi bisognerà vedere se come riusciranno a farlo sostanzialmente. Anche questa appunto è una rivendicazione che il sindacato dei pensionati sta portando avanti da anni, ma veramente da tantissimi anni, perché questa può essere una risposta strutturale, perché anche qua quegli aumenti che abbiamo visto prima, peraltro non ancora erogati, sto parlando del 6,4% per gli over 75, sono sempre misure, cioè la logica dei bonus, no? Hai capito? Io ti do un bonus per quest'anno, un altro bonus per l'anno, la politica dei bonus. Ecco, allora, noi vorremmo finirla con questa logica dei bonus ed avere meccanismi strutturali. Aumenta l'inflazione del 2%, bene, le pensioni vengono aumentate dell'X%, non che ogni anno il governo produce una norma per cui cambia la tutela e la difesa delle pensioni rispetto all'inflazione, perché francamente questa cosa sta diventando parecchio fastidiosa. Quindi quello che chiediamo è operazioni strutturali. Chiaro. Massimo Ciastaro, grazie mille del suo intervento, di queste spiegazioni, il tempo è letteralmente volato, grazie del contributo anche dello speech CGIL del Veneto, buon lavoro, buona serata, intanto buon proseguimento. Grazie a voi, buona serata. Grazie, cari telespettatori, ci vediamo dopo la pubblicità, noi continueremo con le nostre interviste.